Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 e buon primo maggio. Sono inevitabilmente i temi del lavoro ad aprire questa edizione regionale dei nostri telegiornali con le riflessioni dei sindacati di CGIL Cislewill. 1° maggio 2023, festa dei lavoratori. CGIL Cislewill hanno deciso di rendere omaggio alla Carta Costituzionale in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, e a Treviso i sindacati hanno deciso di declinare il tema sul territorio puntando sul lavoro e sulla salute. All'insegna del 75esimo della Costituzione, che è il tema nazionale che hanno lanciato CGIL Cislewill, per noi nel territorio quel tema si traduce con il diritto alla sanità e il diritto al lavoro. Davanti all'ospedale di Treviso, come 2 anni fa era dopo il Covid, quest'anno c'è un'emergenza sanitaria che deve essere messa al centro di tutte le agende delle istituzioni, del lavoro, dell'occupazione e del sociosanitario. Il lavoro, primo principio fondamentale della Repubblica Italiana, un diritto personale ed un dovere sociale. A Treviso i sindacati hanno voluto porre al centro la salute ed il sistema sanitario. All'insegna del tema del lavoro, ovviamente, della salute, il tema che credo sia una questione di emergenza da affrontare. Nel 2021 lo abbiamo fatto per celebrare, come dire, il lavoro di chi veniva chiamato angeli del nostro territorio, perché si erano messi a disposizione per farci superare la situazione di difficoltà dovuta alla pandemia. Oggi quegli angeli sono in qualche maniera sfruttati più e in maniera anche difficile con una situazione difficile da superare. Pertanto pensiamo che il tema della salute sia una delle questioni da mettere all'ordine del giorno e da poter come dire, affrontare e che debba avere delle risposte concrete e immediate. Lavoro del personale sanitario e assistenza ai cittadini sono i 2 temi che si intrecciano e sui quali i sindacati vogliono porre l'attenzione nel giorno del 1° maggio. Per quanto riguarda la questione della sanità, il problema delle visite specialistiche, il problema dell'assistenza, il problema della mancata esistenza di un supporto alle persone anche sul territorio. Noi abbiamo ravvisato una serie di percorsi che abbiamo costruito anche con la ASL, una serie di percorsi, dicevo, che oggi non ci hanno portato a risposte soddisfacenti. Noi abbiamo visite specialistiche che oggi non vengono evase, abbiamo un problema di lavoro all'interno delle strutture ASL, abbiamo un problema di contratti, abbiamo un problema di necessità di incrementare il personale che oggi in realtà su questa provincia non c'è, in questo comune oggi non abbiamo delle risposte non solo dalla regione, qua lo devo dire purtroppo, non solo dalla regione ma anche dalle strutture territoriali che sono adibite a fornire un servizio coerente e decente a tutti i cittadini. Un lavoro dai 1000 volti, ma importante e da festeggiare, con i racconti dei cittadini, il significato del loro 1° maggio. Il lavoro viene festeggiato in Italia. Secondo lei ha senso la festa del 1° maggio? È giusto festeggiare il lavoro? Assolutamente sì, perché non bisogna dare per scontato che il lavoro ci sia per tutti e che sia accessibile a tutti. Lei sta lavorando in questo momento? Sto lavorando. Ci sono stati dei momenti in cui ho avuto delle difficoltà a trovare lavoro, però secondo me con la determinazione e la costanza comunque si riesce in qualche modo. Lei sta lavorando in questo momento? Sì, adesso sono in pausa. Sì, però sto lavorando. Ecco, è un lavoro che la soddisfa pienamente? Mi soddisfa pienamente, sì. Sono molto contenta, quindi sì. Si parla tanto di difficoltà di giovani a trovare un lavoro e di lavoro precario per i giovani. Lei ha vissuto questa difficoltà? No, nel senso, secondo me la cosa principale è aver voglia di lavorare. È una festa che fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, e come sempre insomma i lavoratori devono avere diritti e doveri. Il 1° maggio è la festa simbolo dei diritti dei lavoratori. Si parla molto del lavoro dei giovani, del lavoro precario per i giovani. Lei insomma è una persona giovane, che cosa ne pensa di questo? Beh, allora penso che sicuramente a livello nazionale deve cambiare un pochino il trend, deve far pensare se moltissimi laureati preferiscono andare all'estero per cercare la fortuna e non rimangono qui nel nostro paese. Secondo me questo deve essere il primo
punto dell'agenda di qualsiasi governo che verrà instaurato da qui ai prossimi 15-20 anni. Non festeggio più perché sono in pensione, sì che per me si festa tutti i giorni. Però il lavoro resta una cosa molto importante per una persona. Specialmente per i giovani oggi. Magari ce l'hanno al momento, ma non è una cosa un po' che ti dia un po' di sicurezza, secondo come la vedo io dopo. Lei grazie al suo lavoro è riuscita a mantenere la sua famiglia, andare in pensione, erano anni diversi. Ben quello sì. Dice anche la difficoltà per una donna tante volte di conciliare le esigenze di famiglia. Certo. Bisognerebbe che, ma non lo so, poi c'è anche la donna più esigente adesso di una volta. Però è anche difficile conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. Certo, di sicuro. Lei per questo ha sacrificato alla fine la sua professione? Sì, non ho più lavorato. Guardando indietro lo rifarebbe? Beh, sì, io ho avuto soddisfazioni a accudire i miei. Quindi è giusto non lavorare il 1° maggio? Sì, perfetto, 100% giusto per non lavorare. Tutti devi stare a casa, fermo, devi dare compagnia alla sua famiglia, cosa vuole. Lei che lavoro fa, se posso chiedere? Io lavoro a Fincantieri, in Marghera. È un lavoro stabile? Sì. Lei ha fatto molta strada per venire a trovare lavoro. L'Italia ha dato una risposta alla sua ricerca di lavoro? Sì, certo. Io ho trovato bene. Da quanti anni è qui? Io sono passato 10 anni qua. E a proposito di migrazione e lavoro, è imminente l'arrivo anche nei nostri comuni di una parte dei migranti sbarcati negli ultimi mesi. Per i vicentini le politiche di accoglienza devono gestire l'integrazione al lavoro che non penalizzi gli italiani. Per chi vuole lavorare qua le porte sono aperte, penso per tutti, ma per chi va via a spacciare o a delinquere... Bisognerebbe come società dare una posizione a queste persone, visto che come aziende abbiamo bisogno di manodopera. Gli facciamo un po' di scuole, gli facciamo un percorso per integrare. Se gli extracomunitari lavorano per 2,5 € all'ora, anche tu italiano devi lavorare per 2,5 € all'ora e questo non mi va, perché ne ho sentite tante. Non preoccupare perché qua siamo arrivati a un punto che bisogna che manteniamo tutti qua, non so come che sia questa storia. Sono una risorsa, però qualcuno dice potrebbero anche incidere sul livello salariale attuale, che è già difficile. Ecco, lei teme questo aspetto? Abbiamo anche noi, devo dirlo sinceramente, un certo benessere, quindi è giusto portarlo anche agli altri, però non dobbiamo penalizzare i nostri, insomma. Ecco. Qua se non producono sono un peso, penso, dopo ognuno, però sicuramente incidono anche sulle retribuzioni degli italiani, anche perché loro vengono qua, trovano il lavoro e si accontentano di 3 € all'ora. Inutile farli venire dopo muoverli. Se un migrante è qui regolare può essere una risorsa in tutti gli effetti. Cioè, quelli che non sono una risorsa sicuramente sono tutti quei migranti che sono qua irregolarmente e che portano secondo me solo delinquenza e basta. Sicuramente la cosa ci può spaventare, però non... personalmente ben venga, nel senso se non riusciamo a ritrovare risorse all'interno del nostro territorio, ben venga la manodopera da parte di altre nazioni. Una cooperazione tra i nostri lavoratori e i lavoratori stranieri porta anche un arricchimento secondo me anche dal punto di vista culturale, magari anche un'etica del lavoro diversa. Può essere anche una preoccupazione sul discorso salario, perché quando hai parecchia manodopera cosa succede? Che si abbassa anche il salario. Il lavoro nero, c'è un po' un insieme di cose, però ci sono le istituzioni per poter controllare queste situazioni, insomma. A parte condizionare il stipendio degli italiani, bisogna anche adeguare lo stipendio degli italiani a questo punto, perché sembra tolgono, ma aggiungere gran poco. Case di riposo sempre più richieste ma anche sempre più costose. L'assistenza domiciliare degli anziani autosufficienti potrebbe però rappresentare una soluzione ottimale secondo il presidente regionale dell'Euripa Roberto Volpe. Noi 10 anni fa siamo stati i primi a pretendere che le istituzioni scrivessero nelle leggi che nelle strutture per anziani devono entrare gli anziani non assistibili a domicilio. Quindi siamo i primi che chiediamo che l'anziano finché può rimanga a casa.
E quindi ben vengano tutte quelle politiche, quelle forme di finanziamento, qualunque cosa che possa permettere all'anziano di rimanere a casa il più possibile fino all'ultimo giorno. Liste di attesa chilometriche, carenza di infermieri, i costi delle rette saliti alle stelle sono solo alcuni degli elementi che riportano la questione dell'assistenza agli anziani in primo piano. Scegliere per le persone autosufficienze un'assistenza domiciliare potrebbe rivelarsi una scelta ottimale con un minimo di accortezze. È adattando i bagni, è adattando qualche locale. Guardi, noi qualche volta quando vengono anche di familiari degli anziani che magari hanno il primo approccio a conoscere, diamo anche noi dei consigli come strutture, diciamo togliete i tappeti, togliete le cose in cui l'anziano può inciampare, perché è l'atto avverso che spesso causano condizioni di autosufficienza. Iniziare un rapporto graduale prima di un eventuale ingresso in una casa di riposo potrebbe essere l'inizio di un percorso meno traumatico. Noi lo diciamo da anni, ci piacerebbe anche come strutture andare a casa di questi anziani. Voi immaginatevi l'approccio con una struttura, con persone nuove che non hai mai visto, rispetto all'approccio con una struttura che magari conosci perché il suo personale, vuoi la stessa divisa, lo stesso modo di fare, l'hai avuto nel corso dell'evoluzione della tua vita. Sono ragionamenti troppo semplici per un sistema di politica troppo complesso. La politica nazionale latita sul versante normativo, ma sono gli amministratori locali che potrebbero spingere le azioni di governo. Oggi noi dobbiamo proprio ripartire dai sindaci, perché quell'altro tipo di politica è lontana. I nostri anziani sono i loro cittadini, quindi io credo che oggi devono essere veramente i sindaci che devono avere, vorrei dire si dovrebbero ribellare a questa situazione, perché diventerà un problema anche per loro. Un tema di cui si parla ancora troppo poco, gli atti intimidatori a cui purtroppo a volte i sindaci vengono sottoposti. Ecco due testimonianze da parte dei primi cittadini di Valdagno e Roana. Il prefetto di Vicenza su questo fronte si sta attivando. Dentro di noi dobbiamo trovare sempre come sindaci il coraggio di dire no, il coraggio di fare in modo che questi atti non possano ripetersi. La forza di dire no, perché solo opponendosi e denunciando i sindaci possono fronteggiare le minacce. Gli atti intimidatori sono diversi casi anche nel Vicentino. Ce ne sono state più di una esperienza, diciamo le ultime due sono state 2 lettere minatorie con minacce pesanti rivolte a me, ma soprattutto alla mia famiglia, quindi con un metodo direi tra virgolette mafioso, quindi con parole ritagliate, incollate su un foglio di carta, ritagliate dai giornali. E quindi sono cose che preoccupano soprattutto per i familiari, per i miei figli, per mia moglie. Se uno si prende la briga di ritagliare delle lettere di giornale, incollarle e venire a depositarle in maniera anonima ovviamente nella cassa della posta, non è sicuramente una persona molto equilibrata, e quindi ci si può aspettare anche qualche atto inconsulto. Anche il sindaco di Roana ricorda una brutta esperienza, quella dei volantini che nell'estate del 2021 tappezzarono il centro di Asiago con accuse anonime contro di lei, Elisabetta Magnabosco. Un'esperienza sì, che mi ha fatto rivivere quello che è l'articolo 21 della Costituzione, ovvero la manifestazione di pensiero e di parola, per capire se era quello il modo, l'espressione in cui effettivamente doveva essere manifestato, e mi ha dato la forza di andare a fare ovviamente tutte le delucidazioni del caso sul punto, e anche la forza di continuare per portare sempre avanti il concetto di trasparenza. Un fenomeno che va monitorato, tenuto sotto controllo. Per questo la Prefettura ha deciso di seguire la questione, per non lasciare soli i sindaci. Che stiamo attraversando un periodo assolutamente particolare, i sindaci sono chiamati in prima linea perché stanno adottando in questo periodo tutti quei provvedimenti amministrativi finalizzati a bandire gare d'appalto. Mi riferisco a tutte le progettualità che ricadono nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, mi riferisco a tutti quei cantieri che nei territori riguardano anche le progettualità dell'alta velocità. Quindi sono tutte situazioni che vanno in questo momento attenzionate, perché il loro agire può anche creare malcontenti.
2 imprese su 3 nel settore dell'edilizia sono le prese con importanti problemi di liquidità perché hanno i cassetti fiscali pieni di crediti incagliati ma nessuna risorsa disponibile. Questo l'allarme, l'ennesimo delle associazioni di categoria. Ci auguriamo che non si verifichi, come temiamo, situazioni per cui le imprese e i cittadini, trovandosi con l'acqua alla gola, ricorrono ai mercati cosiddetti alternativi e quindi possono incorrere in fenomeni criminali come usura o simili, aggravando ulteriormente il problema. C'è lo spettro dell'usura a preoccupare gli artigiani del Milanese dopo che si è concluso l'iter con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del governo che di fatto ha frenato il bonus 110% senza però dare una soluzione al problema dei crediti incagliati, un sistema che è stato a lungo volano per il settore dell'edilizia. Nel Milanese l'edilizia vede impegnate 1840 imprese, delle quali per il 72% artigiane con circa 4.644 addetti. Stimiamo che nel territorio del Milanese circa 2 imprese su 3 coinvolte nella filiera delle costruzioni sono coinvolte con questo tipo di situazioni, cioè sofferenze legate in maniera diretta o indiretta al problema legato ai cosiddetti crediti incagliati. Questo, ripetiamo, è un problema che continua a non essere affrontato con le dovute misure, con la dovuta velocità. È partita un'azione informativa nel territorio. Abbiamo già avuto modo di incontrare il sindaco del comune di Milano e ci auguriamo a breve di riuscire a parlare anche con gli altri cittadini, i primi cittadini del territorio, per quanto riguarda azioni di sensibilizzazione proprio sul tema. È un tema su cui occorrerà prestare attenzione e per il quale da Roma continuano a non arrivare soluzioni soddisfacenti. Voltiamo decisamente pagina e chiudiamo in musica, e che musica, con il prossimo concerto di una delle band più longeve della storia della musica italiana. Loro sono di Marghera, suoneranno a Feltre e avranno come ospite un trevigiano. Le Orme suoneranno ad Anzù per la festa di San Vittore il 12 maggio. La loro storia inizia nei primi anni 60. Avevano scoperto gli Shadows. Ne avrebbero voluto italianizzare il nome, ma Le Ombre, per un gruppo di ragazzi di Marghera, sarebbe diventato un nome di facile oggetto per scherzi ad alto tasso alcolemico. Niente ombre allora, ma un suono simile, ed ecco Le Orme. Guarda, è meglio non dirlo. Ho 73 anni, anzi no, ne ho fatti 74, perciò dal 66 al 74 qualcuno faccia... Il calcolo. Il calcolo, vabbè, ma meglio di no. Tante negli anni le formazioni, di quella originale non è rimasto nessuno. Tra i primi ci fu comunque proprio lui, che non si chiama affatto Michele, ma che diventò Michi dei Rossi, da scrivere all'italiana, con il CHI e non con la K. Tanti anche i ricordi. La prima volta a Los Angeles. Abbiamo suonato in un posto meraviglioso e c'erano molte persone, scusate, e a un certo momento vedo la gente che si alza in piedi, no? E che canta Gioco di bimba con noi in italiano. Ho ancora i brividi. È stata una cosa fantastica. Tanti ricordi, necessariamente non tutti belli. Quando le Orme sono sciolte, sicuramente. Quando Aldo se n'è andato, quando Tony se n'è andato, secondo me, lo so, quando si arriva a un certo punto ognuno vuole fare delle cose diverse da quello che erano le Orme, no? Allora cosa succede? Succede che uno dice no, io voglio fare il jazz, io voglio fare il blues, capisci? E io invece volevo tenere la band, ecco che poi alla fine l'ho tenuta io. Aldo Tagliapietra e Tony Pagliuca, lui sì con le Y, che dal gruppo è entrato e uscito più volte, che però ad Anzù suonerà da ospite, così come il trevigiano Tolo Marton. Ci sarà un bel concerto sicuramente, naturalmente ci saranno i brani, quelli storici, soprattutto Ferona e Sorona integrale, che dura 40 minuti, insomma, e poi ci saranno delle sorprese.
Veri e propri miti. Chiudiamo così questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Ancora buon 1° maggio. Adesso c'è il meteo. Buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Prosegue la fase piovosa a causa della perturbazione in transito sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 2 maggio. Sul Veneto il fronte si sposta verso i Balcani. Il tempo risulterà ancora perturbato, con piogge piuttosto diffuse in mattinata, più sparse nel pomeriggio e a seguire tempo in miglioramento. Temperature in lieve calo, minime tra 8 ed 11 gradi, massime tra i 17 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà una spiccata variabilità con precipitazioni ovunque, via via in diradamento entro la notte. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 17 e 19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi con dei rovesci, possibili schiarite nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.